è un concerto che si propone di essere il concerto del Natale cristiano. Ecco, a differenza di quanto sentiamo negli esercizi commerciali più nobili, si direbbe in Italia, eccetera, eccetera, nelle scuole, dovunque, stanno buttando via i presepi, bene, noi insistiamo e insistiamo ancora con questi canti con i quali ci siamo allevati e con i quali sapevamo e sappiamo tuttora, grazie a Dio, che Natale è sempre l'anniversario della nascita di Cristo. È sempre l'anniversario della nascita di Cristo. Quindi andiamo avanti e insieme, direi Mario, se facciamo un Re maggiore, noi lo proponiamo tutti insieme. Se seguite questo testo, possiamo cantare tutti insieme. A miscellanea, via. Tu scendi Buonasera a tutti, grazie per essere venuti, aver accolto questo invito, essere presenti a questo appuntamento in cui vogliamo attraverso il canto riflettere, pensare, dico anche pregare per il vero Natale, in modo tutto quanto particolare credo per la pace. La parola pace ricorre continuamente unito alla persona di Gesù. Il primo annuncio quando nasce Gesù che risuona nel mondo è proprio un annuncio di pace. Pace in terra agli uomini di buona volontà. Certamente sapete qual è stato il saluto di Gesù appena risorto.
appare agli 11 che sono nel cenacolo pieni di paura e li saluta dicendo Shalom, pace. San Paolo, che di Gesù è esperto e profondo conoscitore, sintetizza nella lettera agli Efesini dicendo che Cristo è la nostra pace. E allora ecco, credo che davvero il vero Natale, essendo la nascita di Gesù, è proprio il fatto che l'umanità riceve ecco, il dono della pace da parte di Dio. Pace che purtroppo è un dono, ma che è in mano agli uomini, come tanti doni, sappiamo bene, purtroppo non sempre finisce bene. E allora davvero credo sia importante che accogliamo anche le parole che stamattina all'Angelo diceva Papa Leone, invitando ecco, noi credenti, noi cristiani. Dice: il cristiano non ha nemici, ma fratelli e sorelle, che rimangono tali anche quando non ci si comporta in maniera tale, anche quando non ci si comprende. Ecco, si è sempre nel Signore fratelli e sorelle. E allora ringrazio voi tutti, ringrazio, scusatemi, il primo amore non si scorda mai, ma per gli amici di Siniscola, con quali abbiamo condiviso il Natale anche 40-45 anni fa, la mia prima parrocchia 1980. Grazie davvero di essere presenti stasera e di condividere con noi ecco, questo momento. E vorrei terminare dicendo che qui si vuole attraverso il canto cantare la pace. Diceva il politico poeta senegalese Leopoldo Sedar Senghor che laddove senti cantare fermati, gli uomini malvagi non hanno canzoni. Credo che noi che vogliamo invece cantare la pace nel cuore, ecco, abbiamo davvero l'amore per ogni fratello. Buona serata. Grazie a Dottor Toni per la consueta collaborazione e anche per la grande disponibilità. Quindi noi andiamo avanti. Bene, abbiamo in qualche modo una serie di novità belline e carine, che avremmo voluto davvero condividere con buona parte del paese, ma non è stato possibile, ma non ci rammarichiamo più di tanto. Stiamo bene insieme e saremo felici di questo concerto insieme. Io dico che praticamente non può essere Natale se, e si lascia in sospeso. È una canzone che cantano Graziabella e Daniela Delai, la cantano insieme e per noi è diventato un vessillo ormai da tanti anni che esibiamo sempre, perché davvero non può essere Natale se. Che cosa viene dopo? Ce lo diranno loro. Quindi invito Grazia e Daniela sul palco. Sì, prova, sì, prova, prova. A. Ancora? A. Così? Questo come? Sì, prova, prova. Dovremmo andarci. Via.
bello pensare ad un mondo felice che odia la guerra, che vive la pace e l'amore. Bello sognare un domani radioso nel quale noi tutti possiamo chiamarci fratelli. Ma è triste sapere che ognuno di noi dà poco di sé, perché gli altri sorridano, perché tutti percorrono la strada del bene e avanzino sereni verso la luce. Ma torna Natale, la speranza nel cuore che non ci abbandona mai. E sarà Natale se sapremo perdonare, se sapremo donare l'amore. La gioia del cuore, la forza di credere in un domani migliore. E sarà Natale se i nostri banchieri, i vecchi e i bambini potranno parlare, se ogni madre serena potrà cullare un sogno di vita, un dono d'amore, se ogni violenza sconfitta sarà e la gioia in ognuno ritornerà. E sarà Natale, la speranza nel cuore che non ci abbandona mai. E sarà Natale di gioia ed amore, perché avremo donato il perdono. La gioia del cuore, la forza di credere in un domani migliore. Sarà Natale se sapremo perdonare, sarà Natale se ritroveremo la forza dell'amore. Questo è il sunto di questa canzone, ma diciamo che andremo a calcare più volte questo tema. E chiedo ancora una volta alle amiche del coro Padre Salvatore Carsella di venire qui in palco, perché accompagneranno una bella novità. E intanto che loro si avvicinano qui, noi facciamo qualcosa. Vi accompagniamo? Bene. Sì, noi facciamo esattamente un discorsetto velocissimo su un qualcosa che sta per accadere. Bacchi Pira, che non ha bisogno di presentazioni, certamente è, diciamo che è il mio braccio destro in assoluto per ogni brano nuovo che nasce. Se non passa da lui non c'è, vuol dire che non è nato. E allora quest'anno gli ho proposto una novità. Ho trasmesso prima a Don Totoni, come giusto che sia, perché parliamo di brani che hanno contenuti sacri, e subito dopo gli ho detto: compare Bacchino, io vorrei sentire questa canzone, vediamo un po' se riusciamo a farla. Questa canzone effettivamente è una novità e dice gloria, 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 gloria. E che lo dicono tutti, no? Però tutto il resto è in sardo. Ci sono due strofe che sarà bello sentire. Praticamente sono nati due nuovi brani di Natale e quindi Bitti si porta con una posizione leader in Sardegna
si porta nel nuovo canto sacro adesso a primeggiare un po', non è che ci interessi più di tanto, però lo diciamo perché è bello, a primeggiare un po' anche sul canto sacro di Natale. Lo siamo già avanti per tanto altro canto sacro, però in quello di Natale Bitti adesso possiede 12 brani. Per darvi un'idea di che cosa significhi per il sottoscritto o che cosa potrebbe significare per la chiesa di Bitti, ad esempio, va detto che quando io ho fondato Ocres de San Rosario, quando abbiamo partecipato proprio con il padre Bacchisio questa nascita del coro, Bitti aveva 2 brani di Natale. 2 brani che venivano dalla tradizione delle confraterne, che ancora esistono, per carità, che sono bellissimi. Ecco, José Titoso de Natale e i Gosos. Oggi ha 12 brani di Natale. Vale a dire che nel corso di questi decenni, ecco, è andata avanti questa proposta. Stasera proponiamo insieme questo nuovo brano fatto da compare Bacchisio. Siamo in diretta, ma qua non è in diretta come non è che siamo pronti. Allora, questa è. Un attimo, vi invito a non scendere perché è il momento invece di far salire in palco le nostre amiche di Eminas Impare, il gruppo che condivide con noi ormai già da 2 anni un momento molto importante sulla pace, un momento che viviamo in occasione della novena dell'Annunziata, viviamo insieme e insieme gridiamo questa necessità di pace e insieme proponiamo soluzioni, idee per poter andare avanti. Allora, questo grande progetto che ha investito già 4 parrocchie nel giro di praticamente intorno ai 20 anni, in 20 anni ha toccato 4 parrocchie che sono conosciutissime vicine a noi, sono Orune, Lodè, Siniscola e Bitti.
Quindi questo progetto attualmente è a Siniscola ed è stato accolto da questo bel gruppo che io invito su in palco, perché insieme faremo il canto che per tantissimi anni ha accompagnato il Gesù Bambino nelle case in visita tradizionale, e faremo O Notte del Natale. Quindi vi invitiamo tutti su, poi vedremo. Bene, allora intanto bentornate a Vitti, alle amiche di Siniscola, e
anche alle persone che si sono unite a loro questa sera e che conosciamo molto bene perché ci seguono in tutti i lavori che stiamo cercando di portare avanti. È un esperimento che è partito appena qualche anno fa, ha tentennato molto all'inizio perché ovviamente come tutti gli esperimenti, quelli che valgono a mio modo di vedere di musicista, non vanno fatti con i grandi professori d'orchestra, è inutile, cioè troppo comodo, se riuniamo prendiamo 20 professori d'orchestra e faremo 2 o 3 prove e poi pian piano iniziano a cantare. No, tutt'altro è dare un'opportunità alla gente comune, a quella che ci cammina a fianco, di poter cantare e cantare anche in coro. Questa è la cosa bella veramente, e anche questo è uno spirito del Natale. Spirito del Natale come lo è tutta la musica. Perché abbiamo voluto inserire questo brano che vado a presentare e che chiedo a Antonietta Masia di iniziare ad avvicinarsi per presentarcelo? Perché la musica è la voce di ogni popolo. Cioè, con la musica, ha detto benissimo Dodotoni, intanto dove c'è musica c'è serenità, c'è amicizia, c'è in qualche modo c'è bene. Ecco, se questo si consolida, immaginate il ragionamento che farà Antonietta e sapete che cosa siamo andati a trovare per la sua voce bellissima? Siamo andati a trovare un brano di Maria Carta, 1992-93, nacque questo brano che venne ripudiato da Sanremo, ripudiato, anche questo ha a che fare con Natale, ripudiato, no, c'erano delle parole in sardo, per carità di Dio, non potevano entrare a Sanremo, manco Chitti, a chi le simbolare tutto sul palco, ma voi lo immaginate. Eppure ebbe un successo enorme, come tutte le canzoni di Maria Carta, che in questa canzone, in questa parola, i sardi. Sono le memorie della musica che stasera ci presenta Antonietta Masia. Andiamo. No, attaccato, passati la ginocchia. Così ti va bene, così. Bene? Va bene? Altezza? Danzano, le melodie danzano, e suonano, i ricordi suonano, e cantano, e pianino, e che mari cantano, Deus meu. Non vives cantar lágrimas y música, Deus meu, Deus meu.
Grazie ad Antonietta, soprattutto per il sentimento enorme che ha impresso a questa canzone, cioè chiunque può prendere un disco, mette il braccio del giradischi, come si diceva una volta, adesso si spinge un CD o si tocca semplicemente un pulsantino, non è la stessa cosa. E cantare con sentimento è sentire la voce. E se a questo aggiungiamo che siamo persone semplicissime, persone del popolo, che cantano grandi cose, beh, se permettete, insomma. Allora, questo merita davvero un applauso. Grazie a tutti. Ma le sorprese non sono finite qui. Prima ancora di chiamare in palco per presentarci una cosa sorpresa le amiche di Siniscola, stasera ne abbiamo una che viene da fuori, ma è vitese quanto noi, ed è Christine Hoffman. La vediamo tutti indaffarata nel nostro giro, nelle attività che svolge in paese, eccetera, per il suo lavoro, ma soprattutto la cosa straordinaria è che una tedesca canta benissimo le canzoni in sardo. E questo è scritto da Granada, perché non stiamo parlando così di fesserie, cioè passare dal tedesco al sardo non è. Quindi noi la lodiamo e le vogliamo un mondo di bene già per questa grande testimonianza, dato che stasera le abbiamo chiesto di tornare in patria per un momento e regalarci la forma più conosciuta nel mondo, che è quella di Astro del Ciel in lingua tedesca. Prego Cristina. Stille Nacht. Fare qualche
bene. E lasciare per favore il palco per presentarci una cosa molto carina. Ma direte, ma cosa c'entra con Natale? E come se c'entra? Prima di tutto non siamo, come abbiamo detto, dei semplici giradischi così per ascoltare canzoni, ma per dare un senso. Siamo qui per dare un senso con questa serata alle canzoni che proponiamo. E ad esempio è successa una cosa molto bella a Siniscola che si è diffusa proprio qualche settimana fa e siamo stati testimoni anche perché l'abbiamo partecipata. Da un'iniziativa del tutto popolare è nata questa attenzione a un frutto che da sempre caratterizza la zona di Siniscola, la pompia. Sapete che a Tervona noi la mangiamo, io sono il primo che la mangia, la mangia ed è molto ma molto buona, marmellati, su tutte le cose. È stato fatto un grande convegno a carattere internazionale proprio per esaltare questo valore. Cioè l'iniziativa è popolare, quindi questo merita ulteriormente. Praticamente viene da una gente e nasce questa attenzione enorme che produrrà reddito e sta producendo reddito in chi sapientemente sa fare bene questi prodotti. Bene, adesso è tutto un popolo che in qualche modo si entusiasma per mandare avanti questo. Per noi è diventato, vedete, messaggio natalizio. Cioè, questo se sta bene una parte del popolo, stiamo bene anche noi. Se sta male, alcuni si avamiglia. Noi scriviamo su, per forza di cose gioiremo perché uno sta male. No, noi siamo contenti se tutti riusciamo a stare bene. Allora noi questa canzone, io l'ho scritta proprio per questa Zapompia e la proponiamo così stasera per farvela sentire perché esalta, è stata la prima canzone scritta per questo frutto che sta donando tanta speranza a questo popolo, a noi tanto caro e a noi vicino.
motivi della nostra comunità. Noi abbiamo sottolineato, come è giusto nel manifesto, grande e pomposamente, e lo merita tutto, abbiamo scritto professoressa Efisia Lamacchia. Beh, lo merita tutto per tutto quel che ha fatto, conoscete la sua storia, ha primeggiato persino presentando la tesi di laurea, quindi in lingua sarda, quindi è una persona di altissimo livello che fa parte anche di questa compagine. Stasera è ridotto un po' all'omicino, per la verità fino all'ultimo si stava tentennando un po' se venire o meno da Siniscola per la serata, insomma, come si presenta. Allora, Efisia adesso sposta un attimino l'attenzione del Natale, dove, guarda caso, l'ha introdotta Don Tuttoni. Noi torniamo lì e andiamo a scovare un po' che cosa c'è purtroppo in ogni nostro Natale attuale e che cosa invece auspichiamo che non ci sia più. Efisia Lamacchia. Prova. A. Vieni anche questa. Buonasera a tutti. Oggi, dopo un anno, nos venimos in Oche per dare regalo di violenza contro la femmina. Di questa violenza via silenziosa, quanta in desecolo degli anni stancata, a samunta pro timoria, pro vergogna o pro solitudine. Una violenza chiesta non solo di chi è vittima, ma di tutti noi come comunità e come persone umane. Non si emina erta, offesa, umiliata e sa dignità sua, è un avvenimento di tutti noi. Questa violenza non nasce da nulla, cresce in queste parole che minimizzano, in mirata di chi è giudicata, in cui si sta a samunta di chi è idente e a chi finta di nulla. Il suo modo di pensare che Galu non necessita riconoscere Saemina come te persone libera di su tutto. Il femminicidio sono l'ultima manifestazione di un'idea antica e sbagliata di possesso, di dominio, di diritto di una persona sopra di un'altra. Oggi che la dare vinza della forza della femmina che resiste a sapere sul coraggio di rimandare aiuto, di si ribellare e cominciare da nuovo, della forza della famiglia, dei suoi amici o istituzioni, delle persone che schierano di ascoltare e di giudicare, di difendere e di aiutare, che nessuna emina si deve mai tenere sola. Questa violenza non è il suo destino, questa è la responsabilità di agarrare donzi die, queste parole che impariamo, questa educazione che trasmettiamo in famiglia, in scuola e in ogni situazione, questo esempio che diamo, che il rispetto umano per la libertà del satiro. Ammentiamo tutte le femmine che hanno morto, come te vita si interrotta, che meritano amore, dignità e un futuro, in maniera che nessun'altra storia è stata cancellata dalla violenza. Si speranza, este su che resistiamo a fare sparisi, provocare una società che protegge, che ascolta, che crede che la femmina la aiuta, che ha che di modo che la violenza non ha la sua ultima parola. Grazie a Meta Efisia,
sono parole mette sentite, mi auguro che siano arrivate da Don Coro. Come dopo ha posto su cannato Efisia, su coro che mi si pare, cantata un'altra canzone nostra e narrata Ite dia Kerrere. Dia Kerrere. Grazie a Elena Seccare. E intanto predisponiamo, perché ospitiamo una neolaureata abitese in musica che è Stefania Ruglio, la sentiremo. Intanto che predisponiamo gli strumenti, chiederei a completamento di questo che torni su Efisia la macchia, perché sintetizzerà in sardo effettivamente ancora una volta e ti intendiamo su pro pacchi, la chiama Pacche Cara. Intanto predisponiamo per Stefania, prego.
cara, Isetto, torratinche e lassa ridurcura abbiamentoso, pacche cara, su munno ne spatinne, casanima noini sostormentoso. Caino ha cominciato fino a bere a struncare sa pacche fraterna, con fratte durche che sumele, denigadore attento pacche eterna. Tempo scolato, pesante a sa guerra, ma nanne sempre somine in malora, in turmentoso e lacrimas ancora, semenata di odio e scusta a terra. Tristos mentor de un hermanoso, che medaglia ha sposato valore, gente forte ma prena de affannoso, che su fronte inimetta sotto dolores. Sa mamma ha pranto questo caro izzo, che ne conosca sa valenti sposa, su san bene suo, chi de martirizzo li dole di su coro e non è dizzosa. Grazie Fisia. L'ultimo tocco per Stefania. Ecco. Sì.
Grazie Stefania. Inutile sottolineare così per i vitesi, però è importante che diciamo anche che Stefania proviene proprio da quella scuola del voler crescere in musica. È cresciuta anche lei nei banchi della chiesa di San Giorgio, dei banchi però dell'organo, a differenza di altri. Cioè aveva scelto insieme al fratello, a Salvatore, anche lui diventato bravissimo, aveva scelto questa bella attività, era quella di prodigarsi nello studiare musica sacra e altro. Oggi non solo si è laureata in musica, ma suona in una bellissima band e Stefania già sale di quota come è giusto che sia. Un applauso. Stefano, dovresti fare l'altra. Ecco, nel frattempo abbiamo dovremo chiudere quella parte che ha impostato Efesi alla macchia e la chiudiamo con un canto, perché abbiamo sentito praticamente qualcosa che riguarda i bambini. Non c'è solo una famiglia calpestata, purtroppo quella famiglia parte proprio dai minori. Sapete, basta dare uno sguardo su Gaza, ma non solo su Gaza, come ha detto qualche giorno fa Leone XIV, in tutte le guerre del mondo, sus primus che vi ponen a su pranzo sono i bambini. Purtroppo sono i bambini. Ecco, Stefania, questa bellissima canzone degli Stentales, questa Anemia, l'ha cantata anche per loro, ma adesso canterà quell'inno che fece grandi le nostre azioni di protesta quando diciottenni anche noi attraversavamo il famoso 68, gli anni 70. C'era questa canzone che stasera è bello riproporre. Noi la riproponiamo ad ogni canzone di Natale perché ancora una volta dobbiamo dire che non c'è risposta. Non c'è risposta. Ecco, quindi cortesemente, se anche le amiche salgono su, canteremo insieme questa canzone, sia le amiche di Siniscola che le amiche di Bitti, del coro Padre Salvatore Garzelli. Sì, proprio. Chiudiamo questo.
Grazie ancora una volta a Stefania, grazie. Come vedete, vina scanno pica grado su una persona, l'importante schisamente che vizi chiesa. Stefania è comoda, è castella, come non che torracus, invece canta il nostro Natale e anda bene Stefania. Allora, io devo chiedere una cortesia, davvero, voi sapete che c'è una persona tra noi che è presente sempre in modo discreto, è un grandissimo musicista, ve lo posso testare perché abbiamo iniziato a suonare insieme nel lontano 1969. Io ero già grande, ma lui no. Mario Pitti, io chiedo un applauso per la sua bravura, la capacità davvero di riuscire a liberarsi nonostante i tantissimi impegni che ha in Sardegna, però effettivamente quando Pitti chiama c'è, e io lo ringrazio davvero di cuore. Grazie Mario. Allora, questa parte l'abbiamo già fatta, ma c'è un canto molto bello che direi che deve vedere protagonisti tutti qui, perché chiamo ancora una volta i miei amici di Harmonicos, una parte di Harmonicos, sapete che ci sono anche 2 donne, ma sono già coinvolte in questo grande gruppo. E allora chiamo Giuseppe Luiu e Compare Bacchis, perché insieme qui, io direi qui, papà, proponiamo un canto, anche questo è un canto nuovo del Natale pitese, ha un paio d'anni, Reposa Signore. Subito dopo avremo una performance unica, avremo una performance unica di Bachisio Pira che ci regalerà stasera un brivido sul Natale tradizionale antico. Va bene? Allora, adesso Reposa Signore.
se sale sul palco Marchisio Pira ci donerà un canto che è atteso ad ogni nostro Natale. È un canto meraviglioso che, come sapete, non può mancare dal nostro repertorio. È una d'este fideles che quest'anno, proprio in segno di comunione, di fratellanza, canterà per le prime strofe insieme a Rita Carzeggia di Emina Sipale. Quindi ancora una volta una consociazione a fin di bene, a fine di esaltazione di pace e di esaltazione del Natale tra Biti e Siniscola. Mi manca un tecnico del suono, scusate. Este filet
abbiamo voluto con questo canto concludere questo breve incontro così tra amici, un incontro tra amici, una bella serata di Natale. È stata introdotta, come abbiamo ricordato più volte da Don Tottoni, che ha ricordato alcune parole di Leone XIV, domenica, in una piccola parte che purtroppo molti giornali stanno cercando di oscurare, sta accadendo anche questo purtroppo, ma va avanti perché la verità si fa la strada sempre e questa è sotto gli occhi di tutti. In una parte ha detto, in un'Europa, ha detto, dove ancora una volta si spinge perché tanti giovani vadano a morire. Si spinge perché tanti giovani vadano a morire. Quei giovani che dovranno morire perché altri coltivino o cullino loro interessi, peraltro fortemente illegittimi, fatti di malaffare, fatti di commercio di armi, fatti di distruzione, per poi andare a speculare ancora una volta nella cosiddetta ricostruzione. Non può continuare così. Il mondo così, se dovesse continuare così, si distruggerebbe sicuramente. Il richiamo del Papa lo facciamo nostro e diciamo sia davvero, ancora una volta lo gridiamo, pace in terra. Ecco il senso del nostro stare insieme stasera. Il nostro voleva essere un saluto e un augurio del Natale cristiano. Continuiamo a credere che sia nata ancora una volta una speranza d'amore che era già nata, che nasce ogni anno, ma che spesso e volentieri facciamo finta di non sapere che sia nata. Ecco perché tanto brusio, tante altre musiche, tanta altra cancellazione. No, non si parli, ci mancherebbe altro. Invece no, parliamo e diciamo che la notte di Natale è ancora una volta nato l'amore, lo speriamo e lo auguriamo di cuore. Grazie, auguri a tutti voi per averci fatto compagnia stasera. Grazie ancora a Don Tottoni, a Mario Bitti, agli artisti, alle amiche di Siniscola che sono venute fin qui in una serata pessima, a Giuseppe, ovviamente agli armonicos che sono parte attiva sia del coro Padre Salvatore Carzella che cantano anche gli armonicos Ioanne Farre, cercando di ricordare questo grande amico scomparso purtroppo a causa di una alluvione. Grazie ancora, buon anno a tutti.